composto, stiamo composto da Metasano, impegnato civilmente in sa politica della terra nostra, amico di Vittorio, da Sosano dell'Università in Castello, ascoltando usamento suo, gustiamo. Io ci bisogna bella la TV. Vabbè, intanto cerchiamo di inquadrare su Vittorio che ha quando togliamo, specialmente sull'università, che viviamo su Parigi, insomma, queste condizioni che in Vittorio, cioè un sosperone, che abbiamo capitato nell'università, che la famiglia nostra abbiamo fatto il sacrificio di non andare a studiare, fino a che non lo poter fare, che ne hai risorse che querían non mantenere. Fimos dessa tropa che in Vittorio che andavano a spiegare lo spanino da essa cesta dessa casa dello studente, dessa mensa, e poi iremo a manicare a camera nostra, che noi abbiamo sostrachetto che mantarranno che quería comandicare in essa mensa. E danno non spieghiamo che hai permesso a sos poveri, la musannare, vista la cesta del suo pane, posta prima di entrare a sa mensa. Cioè sa mensa, sa biglietteria, dopo, prima di la cesta del suo pane, e tanto non spieghiamo sul pane, da Inese, il coccone, e a sa camera, questa casa dello studente, Vittorio. E non lo comando, lo ospitaiamo spesso io in sa casa dello studente, e noi scocchiamo su nuovo, che mantaranno, oppure cosa che non si hanno mandato da Roma. E in questa maniera risparmiamo e andiamo da innanzi, insomma, chissà risorse che abbiamo a disposizione. Mi capita pure sempre a Gianni di Vittorio di girare la vita e poi Massimiliano e sa mamma di Vittorio mi chiamava una che schiaffo che in vita di Capotorareni a poi dare la cosa alla piccare a Vittorio. Però Vittorio dai prima di girare ma ha già raccomandato a Baita non mi va a dinari che io non ne cheglio su in altro di spendere a babbo e a mamma e in altro ho letto Luisa commentata ha fatto un po' sul cappotto o altro non mi la a procchia ma comunque cambio che io poi ovviamente in aria da tutti in aria no non me ne è andato però io che lo punia poi intro su in aria intro su sa correre che mi daia, insomma, che robe dell'ardizza, robe da donne, così da che lo poniamo poi dentro, quindi non poteva andare a schiena, non me la gana dopo, così colliate, insomma. E mi è capitato di ospitare questa camera, adesso a casa dello studente, che hanno, insomma, e su prestanto che stai a pescare un alloco in qualche loco, insomma, che deve poter assennere poi si spesa le pagare, quindi direi stai a venire su. Non fa quel tempo che sa casa dello studente viene che possibile all'ospitare che poi anche a conto però resistiamo sempre all'ospitare a qualcuno e in cui mi è capitato non si ricorda però io non mi chiedo il longhiare che gli inquadrare pure come persone a cercare di restare in sostempo e qualche cosa che è successo in cui insomma pone conto una curiosa discussione e è arrivato, mi sei su zero e si ti spozzanne e poi io mi parto alla camera ho letto scritto nei lettori che manca iata e si deve accordare e sul lettore nei lettori non lo conoscete insegnante sul liceo in occhi un bizzite prima come te ti spozzanne l'ha visto più che a questa modanno una manna ma tu metto e questa modanna di voi questa non si usa più la non hanno bene e ti capita a qualche bella piscina piano capita già non capita cioè non buone contate scasi no mi longho dopo ma è cosa di questo tipo un caffè che abbiamo fatto alla turca una via cioè che abbiamo un ospite che noi proprio aggradisco tu a casa lo studente sempre e tanto abbiamo sprenato
Ristegliendo adesso questa caffetteretta da sul bagno, però non da su in e abbiamo presentato vai, gli hanno mandato una sospita, perché poi hanno dato tutto contro però io che cioè voglio farvi vedere come io ho ido a Vittorio. Io ho ido a Vittorio, lo devo porre un titolo a questa figura sua, lo devo chiamare Susuddu e Sisettu. Cioè, capo sempre visto a Vittorio vivere entro di questo due non forma schizofrenica, ma forma proprio del collegamento sono che satiro. Cioè, Vittorio si pone a Susuddu, però azzapaia pure Sisettu un po' superare Susuddu. Ed è questo quello che gli inquadrare e sono state scritte questa poesia, per me la poesia sono stata lessa. Io non collego poesia centrale, ma collego passo per vedere come Susuddu di Vittoria si comincia a fare chi non ha patisetto, cioè che sia una cosa che ne possibilità della superare, una cosa niente, un quadro niente. Però poi scopriremo che Vittorio è schiata che sopra sul quadro niente se ne può pintare un'altra colore se del quadro. Cioè sul quadro pare tutto niente su che pinta. Poi però a un momento si schitta, pica prizzello, colore e colora sopra del suo quadro niente. Come stiamo a vedere questo quadro? Io voglio che io a vedere puschiato da questa poesia. Non leggo poesia centrale, il paese delle agonie giace, oltre la montagna di calcare. Guardate bene che stabilito un confine, poi abbiamo già vedere il testo questo confine, la montagna di calcare è sul monte di Lugula. Quindi se sta baitando dai numeri, dai salate su mare, ma il te su mare, provitorio. Dopo lo vediamo. Tegole di ruggine eterna che corrode ferro ringhiera, cioè praticamente una cosa che esiste isorbenta sul tempo, cioè non è interruimento totale, da ricordi e metafore, ma il paese che muore trapassa e va via, come il vento che spira la sera. Guardate bene che spira la sera, cioè sul termine delle savie. Pare che non ha patisetto questo quadro, ma non si comprende chi è che nega il Sisettu. Cioè Vittorio si esprime la poesia, sa una parte non ha che comprendere, beste non va ti spero, un zolloco così terruene e pare che non va a ti speranza. Paesi di balletondi con la giallessa questa rimasti a semicerchio nelle piazze deserte, cioè non si tanca manco sul ballo, cioè sul quadro è proprio niente totale, cioè in uno luogo che non si tanca sul ballo, che renare che cosa collettività proprio è morta, non è in grado più di esistere e campare, non tanca sul ballo. Un'immagine veramente niente, totale. Pare che di essere la mala sorte, a sa prima pare che sia sa mala sorte di Cusaida. Aggiungete in donne con scialli neri, in questi paesi senza bandiera, feriti da parole menzognere. Cioè quindi non sposa mala sorte, non sa che già comprende che questa tua parola. Cioè, batta parola al faulaggia, insomma, qualcuno la sa, nata questa parola, il faulaggia, quindi non è sa mala sorte, cominciamo già a idere responsabilità. Di noi dispersi, la poesia, di noi incatenati ai ricordi delle case, che diluviano, cioè proprio come che si distruggere di tutto, di noi in pena, condannati a non voltarci indietro, cioè
se sitta est totale, se inverta est totale, siamo condannati pure a non girare manca palasa, cioè non vesso palasa, cioè non potevo girare caso pala, non mi spruso, queste sparine, certe ruine. Rimane pietrificata la nostra dimenticanza, guardate bene, cioè da una visione dinamica che si può dettare questa realtà ricolata a una visione totalmente statica, cioè praticamente impara a essere statica indagando questa dinamica, cioè io so camminare, so essine, mi so allargare, impara a so lasciarne le staticità, cioè non va più nulla, andando da innanzi questa dinamica. In questa collina, qui in questa collina ci fu un paese di case adesso in abbandono, Domo Buitas, siamo sempre in Gallo Pintana sul quadro medio, dal Domo Buitas vogliano fresatura de dolore, prenasa de partenzias primitivas, cioè da redate spopolamento e così via. Era bello sa vita donaia parola di pianto e di contentesa, cioè era questa normalità, la normalità è pianto e contentesa, era in questa ida del suo desispero, vai a pianto e contentesa, quindi questa normalità. Come è saluche dessa assenza, chiuffrata e stacca sapreta verso il muro, solo la silicherta si muove de tamba tamba de verano. E aggiunge di non pane, per lo spuzzone si pesano in volo e fughini in mancanza di brutto, cioè non biacche manco su puzzone, cioè se non biacche su puzzone che renare che non va nuda, cioè la silicherta essiti in mezzo a essa spreta, così godire della fresatura, si guarda da entrare, ma vi potete campare la silicherta, ma se non campa, vi campa su puzzone che renare che questo loco è proprio del rotto di su tutto. Carbone, dai numene schirco, carbone niente che sina, in saltiminera di stuttata. Su tempo ervita in aterue, in ocche non cola brucio. Cioè, in aterue, bessa vita, in ocche non cola manco su tempo. Cioè, non solo sa vita, non cola manco su tempo. È talmente pietrificata, fino a sa dimenticanza, è stata pietrificata che non cola manco su tempo. Ma si spera è sull'ultimo a morire. Su poeta Lisi, sopra sul quadro nero si ne può pintare un nuovo colore e tanto arrivata su vento de sarartura che torre ti incostiso la zora de su vento che canniti sa fuita da essa sartura con saleno impressivo de su mare che apreta sus scoglios. Ecco, in un bel spero si setto de Vittorio su mare. Poi Vittorio su mare è dinamico, è creatore, è innovatore, torna a creare, torna a facere, torna a fraicare. Su mare è spero si setto de Vittorio. Si persona da essi su mare, essa potenza del su mare. Mi chiede una potenza poche torre te. Una schida vita a saterala del suo monte, del suo monte. Su mare per Vittorio è dinamica, rivoluzione, acconzatura, amparatura, torna a creare rispertito, requina, ecco che arriva la requina. Canno su bandoleri, tocche da tutti in duna, a bere l'isaianna, chi su vento vono, isperda sul tempo de sisetu, Savrama si pese telettia con saleno e spappille di lucche smuocchile, in sadomo che torra tannaschile, bruie su raiolo vogidore e carne su pane, chi uffra caente indro de surru. Cioè con lucchile molto,
torna a che naschire e stintranne in Vittorio si settu, si spero che cosa è possibile sul colore dessa si spicca sate la poesia torre sul colore dessa si spicca e sola de maio chi imbrunite sulla ore in solfilare con fizzo con forza, scusate, con forza ingroghita, bruttone scomplitto, rebuche na soso crostuoso, giutta su chelo biaito de capitani, torra bina su chelo de colore buono, torra, e tanno, pro chi è anna te torra, un ammento siete, sa sirena dessa nave, chi rassata su proprio, su porto pro terra zanzena. Cioè, s'ammento non è sposo pietrificato, ma s'ammento siete la sirena dessa nave, chi coleta è su presente a s'ammento, chi colete da suoie a sueresi, e che quindi suoie siete la sirena dessa nave, il subirare, e non la sirena dessa nave, il sannare, che curso questi s'ammento. Tempo dei setto. E in sospari nascano innestoso, conguttioso de vita vitiana, sardiese, console in sisetto, in questo caso commente si spero, con incunza de arbore scumbona floritura, sul quadro ecco lo scolore che vi pone Vittorio, si scuriore, si va che lucche e torna so scolore. Ecco, in un veste Vittorio, quindi non è sa mala sorte, chi è a essere, di chi sono salvinennas in questa terra, usa questo Vittorio, binnenna, di chi sono, chi è chi binnennati in questa terra, la terra è sa nostra ma salvinenna, di chi sono, atera al binnenna, poesia di Vittorio sempre, quest'isola trazzata sempre a terue, comandate, trazzata dae oras, dae manos anzenas, chi scurini, s'arveschita de donzidie, custiso la parola non tenete, pro abbocchinare solamento, soloso, comparin, lo sa, solos, comparin, antis a sol mercaderesi, galo oia zeracoso, a conca bassa in camisa bianca, oro de mare, animas inquietas, non faghen festa i sora de Savinenna, non faghen festa i sora de Savinenna, che non è sta iso Savinenna, atele il vinnennanne, salvintasi solo. In tempus, su tempus isettana, chi pese briosa mareas, ecco chi torna su mare. Su mare che mi pote salvare, su mare che scaminera pro annare ma è scaminera pro irare, caminera pro annare disperatos e caminera pro torrare pro accere, pro servire de sa conoscenza, ecco su numero de sa conoscenza, i tessa conoscenza, este su matessi concetto che usa Bacchiere Bannino il suo libro Noi schiamo. Cannonata, ma credo che schiamo, este sapere in italiano, cioè schire proposte spoiachere, noi schiamo. Ecco, su chi anche te Vittorio individua sa conoscenza come arma più potente, il sapere come appunto da Bacchiere Bannino, ma questa poesia tra il binnenna è importante per un'altra cosa. Per quale motivo? Che non che il soggetto non è sposaita, non è sposaita in pala de su monte, e non che il soggetto è tutto isolo, è la Sardegna, cioè non che il soggetto è la Sardegna, chi è che salvinenna, sono altre che vengono che a usurpare, a occupare, a kermere de sa terra nostra, e noi si galo un zeraccoso, ma si spero che una via usatela sul mare, animas inquietas, a conca bassa, in camisa bianca,
mas etana su tempos che si pesa embriosa mareas, torna su mare come forza di riscatto. Vittorio, questo giuggio e questo spero e hanno veloce come un pacco pullestro, intanto all'occhio la zappamos. La zappamos per esempio in esa caminera de esa mura espantosa. Due spizzinos in cui Michele e Grassia cioè hanno a dare isetto, a dare spero a uno malasottato, a un pizzinello che non si può muovere, che sta nato e seppur a guardare mura, a solo trao, a in un pine giolovo che sa mura, beh sta nato seppur a solo trao, ma come il malaio non mi potete andare, tanto bianna da Michele e Grassia, bianna Michele e Grassia, di chi ne ha presa mura, in tutto un vrasco, e che non di chi non sa mura, in tutto il vrasco, poi vi la pongono innanzi, come ti disse sinne da mura dai su vrasco, si arricca non si può caricare, che è paralizzato, ma si arricca, così spero che li sono dati lo scompanzello, li serviti come te carica, ti carrizza, deve sicuro alla Ferrari, conta Vittoria, si la pone in buca, alla Sazzari che si allavra, pista nella che si allavra, la può leare lo sapore del Samura. Questo è il Vittorio. Cioè, in questo sempre che redare un spero di giustizia su dei tua ad un zuno pro questo e seata abilito. Poi questa cosa bisogna pure il suo libro molto si discorre nella crisi sarda del 1906, ma poi magari la relazione la penso pure in epoca, insomma, in BCTV voi la potete leggere da INIE. Ma che io arrivare a Campura e bisogna trama che ha già trattato Diego, ma io perché entrare solo per una cosa. In questo libro Vittorio individua lo spotente, cioè bisogna questo spotente che determinano il destino del tutto, determinano. E una zappatura del potente che non sono collegato da pare, ma sono ambardue spero disastroso, disaccattoso per questa ida. Sul primo potente che distruiti un bene architettonico, un bene artistico che sta creando dei santuioli, uno primo potente che distruisce la creia dei santuioli e l'ha ridotta a una specie di magazzino, insomma, a impoverine, Saida e collanne bisupra di Saida e nessuno bisabiti. Superiore este custo che nella Vittorio nessuno bisabiti, ma come vizi Saida adesso l'intellettuale, adesso studiato, Saida manna dei vizi, nessuno è sapito. Adesso il politico umano del periodo prima, eccetera, sente potente. Capanella, Dringhiola, venuto dai Torino, tutto scontro strapotente. E in cui nessuno è sapito. Che hanno distrutto un bene dessa collettività, che non ha distrutto e nessuno è sapito. E qualcuno dei corsi che non va sapito, la sappiamo spintata sul portone di Creia. Cioè, chi non va sapito, è colla da storia sul portone di Creia. E esatto non hanno permesso, ma non solo, hanno fatto lo sparaninfos, può arrivare l'imbroglio di Santo Ioanne. Hanno fatto pure lo sparaninfos, non solo non va sapito e non hanno nato qualche cosa. Ecco, in un veste, la figura di Vittorio. Ultima cosa, sopra Salimba e Tanco. Vittorio ha cominciato un percorso in Salimba, i segni da una cultura politica, di un partito italiano, cioè vedete dai suoi PC, e noi attualmente in un collettivo, in Tesinaria che è il collettivo proletario, non attualmente Tesinaria, collettivo proletario,
e finiti la sezione dei sufficiti, se via comunque come riferimento un paccatotto, ma sa tutta la politica piccussa, insomma. Cioè la sardità in le corsa cultura politica non vi. Però Vittorio ha cominciato un percorso, e a salire questo percorso, questo libro non l'ha scritto in italiano, questo libro l'ha scritto in sardo, che narra che questo percorso di Vittorio è arrivato a pensare che in questa lingua si può scrivere che sia cosa, si può scrivere romanzo, non solo poesia abbiamo visto già da metà tempo, scrivere romanzo, scrivere tutto, e scrivere pure Kierkegaard, cioè cose che sono complicate. Certo, magari a me mi piace che Vittorio ha accettato sul fatto che la lingua sarda è una lingua normale, non eccezionale, normale, e che commenta tutta la lingua normale ha una codificata, è una via che sono codificata, tocca da accettare la codificazione, come te la setta post italiano, come te la setta post inglese, nessuno pone in dubbio che collega con un libro in italiano, nessuno zarrica te li scrive in maniera diversa, a caso li scrive in maniera diversa è sbagliato. Invece questo non succede in sociale, cada uno li scrive come te li pare, sempre sardo est, magari non est, magari non est per una lingua, purtroppo questo è sardo. Vittorio non ha votato una LSC, non si lo contemporaneo, lo Pugetto, pittore, eccetera, eccetera, Sardo, Socinese, Manzella, poi tutto lo scritto Gianfranco Pintore, chi lo sa, è scritto in LSC, lingua sarda comune. Vittorio non ha votato la lingua sarda comune, ha votato una LBC, una lingua bittese baroniese comune, cioè praticamente sul libro è scritto in un sardo tasa due a usare il loco di riferimento del Vittorio tra Bizzichesu e Barbiesi. Devo narrare che la prima parte del suo libro è Malallegre, la prima parte del suo libro è Malallegre, fatta neologismo, frase stropolonga, cioè è ammaestrare la lingua. L'ultima parte pare di una poesia. L'ultima parte del suo libro si legge come che è una poesia, cioè Vittorio ha affinato la lingua, l'ha affinata e l'ha usata non proprio a corpo di spara come ha cominciato, si comincia il suo libro, ma che su prenzello, cioè l'ultima parte del suo libro è fatta a prenzello. Cioè la lingua è usata a prinzellata, sul quadro che pinta, è più morbido, più preciso, più lucente, più facile a leggere e più facile a comprendere questa intensità. Certo, questo è una penso che sì, Vittorio purtroppo non è successo, ha incampato. Sul prossimo libro l'ha scritto in lingua sarda comune. Io ne sono sicuro che sul libro inveniente dai commenti termina da questo libro a Saine, che non che resta curziato, cioè che deve adottare regola che prima non bisogna, se comincia non bisogna, a Saine questa regola non bisogna, la lingua è questo codice e pro iscrivere bisogna di accettare il codice e questo codice piano piano si sta affinando, sono sicuro che se Vittorio fi campato grazie al libro il prossimo romanzo, il romanzo inveniente, poi non usare io pure italianismo stroppo, lei è scritta in lingua sarda. Io stimo manna di Vittorio, la cosa per apita è a seguire a studiare tutta la storia. Certo libro non l'ha passato me l'ho sappato in fotocopia questo il comune del scuola l'ha appena pubblicato in suo sito e in scuola, quindi l'ha scaricato bene, però non si è fatta molti di scuola.